Cari amici, bentornati a Qui c'è un quiz, in compagnia del nostro consueto campione Salvatore da Venezia. Grazie, sono proprio contento di essere qua, anzi, se mi permette saluto tutti quanti i miei concittadini di Venezia, tutti quanti, vi voglio ben, ciao. Ciao, è sicuro di aver sempre abitato a Venezia? Ciao, proprio sempre no, sempre no. E prima stavo a Cavarzere, Cavarzere, ma mi sono tutto ormai imbastardio, la gente si sente. Ma sai che si sente proprio? Sì. Si sente. È felice di essere qui e qui c'è un quiz. Guarda, quando che sono contento di essere qui a Cenguizza, qui, sì? Beh, è una roba incredibile. Poi, tra l'altro, come diciamo noi veneti, sono proprio contento un basto, che vuol dire un muccio. Tanto. E se posso permettermi, sì, posso permettere di fargli condoglianze per la trasmissione. Complimenti. Grazie. Vabbè. Passiamo alla domanda di oggi. Sì, Lei sì. è un grande esperto di Veneto, per cui la domanda di oggi è proprio questa. Storia del Veneto. Sì. Qual è la storia più particolare legata all'origine delle città venete? Hai 30 secondi. Io so. Che allora, praticamente che c'era un allevatore, sì, un allevatore che stava in provincia di Treviso. Esatto. Un paesino in provincia di Treviso. Sì. Questo allevatore praticamente che aveva un muccio di bestie, che c'era i coneggi, quei qua, sì, i coneggi, che c'era muc, tipiche venete, muc, e praticamente c'era pieno di bestie. Ma un giorno, col verso la finestra, sì, parte fuori dalla finestra, non vede più neanche una bestia, neanche che c'era più niente. Nessun animale. Da st'altra parte invece, in provincia di Padova, invece che c'era un agricoltore, uno che aveva bestie, no? Che vedeva alla finestra che c'era tutte quante coltivazioni tipiche del Veneto, tipiche della provincia di Padova, che sono banane, licis, ananas, limoni di Sorrento, queste cose. Fatto sta che praticamente un giorno verso alla finestra, sì, incredibilmente che c'era tutte bestie che c'era scampate dalla provincia di Treviso. E infatti da quel giorno nascono due paesini. E il primo Zero Branco, sì, e il secondo La Mandria. Risposta esatta! Grande Salvatore, complimenti! Grazie. Ti riconfermi campione, sei preparatissimo. Beh, ciao, ma guarda che tengo tanto a vincere perché so che il premio è un weekend romantico. Effettivamente. E che tengo a portare mia muggera. Oh, la sua muggera, come dici tu. È bello vedere anche che dopo tanti anni ci sia un amore così vivo. È come si dice, no? Un proverbio veneto, amor nuovo, va e viene. Amor vecchio se mantiene. Sì, io conosco. Bello. Ma secondo me se anche tira più un po'. No, Salvatore. Tutti insieme. Sapevi così. Torniamo domani con il nostro campione Salvatore, per piacere. Posso finire? No. Sei tornati. Esatto. Sei tornati.